Io sono il sergente maggiore barman. Signori, quest'oggi diamo il benvenuto a voi nuovi aspiranti bartender che entrate a fare parte della nostra accademia. L'unica scuola in Italia che trasforma baristi di osterie putride in spietate macchine da happy hour. Come ti chiami, bartender? Signora Alessandra, signora. Un nome del genere non è nemmeno degno di essere nominato nel coro dell'osteria numero 1000. Da questo momento sarai bartender Passion Spritz 76. Tu e i tuoi colleghi avete l'ordine di preparare in 60 secondi un cocktail che sia all'altezza di questo. La cosa importante è che all'interno mettiate un ingrediente segreto che ne esalti il sapore e che io dovrò riconoscere. La prova comincia fra 5, 4, via! Stop! Il tempo è scaduto! Vediamo che cosa siete stati in grado di fare! Interessante! Un Manhattan con una punta di fave di tonka! Ottima scelta dell'ingrediente segreto! Sento già il suo effetto corroborante! Ben fatto, bartender Passion Spritz 70. Cos'è questo schifo? Sembrerebbe un mojito, ma più che un cocktail di liquori, è un cocktail di gamberetti! E poi che cos'è questa puzza di pesce marcio? Signore, è il mio cocktail trasgressivo, signore! Il profumo, la puzza è l'ingrediente segreto. Ho usato l'acqua delle cozze. Mi stai prendendo per il culo? Un cocktail del genere non lo userebbero nemmeno per torturare una spia della CIA catturata in Guatemala! Sparisci dalla mia vista e vattene dall'accademia! Come ti chiami, bartender? Signore Gianluigi, signore! Con un nome del genere potresti solo servire cocktail di farmaci in una casa di riposo! Da questo momento sei bartender Cinar! Signore, perché sono amaro, signore! Perché sei brutto come un carciofo! Vediamo che cosa sei stato in grado di combinare! Signore, è un Casablanca, signore! E tu volevi sorprendermi con un semplice Casablanca? E poi qual è l'ingrediente segreto? Io non ne sento alcun effetto!